Eccoci, buongiorno. E dunque oggi il nostro focus parla di Catania, accende i riflettori su quale, infatti abbiamo intitolato Quale futuro per Catania, perché sono tante le questioni che ancora devono avere una risposta, comunque in divenire. Ovviamente i problemi a Catania non mancano, dalla emergenza abitativa a quella dei rifiuti, insomma quelli che sono le problematiche che conosciamo benissimo e quotidianamente ne diamo anche notizia nei nostri telegiornali. Oggi ci vogliamo soffermare invece su due questioni che anche queste ancora restano critiche e comunque anche ci fanno capire quanto sia importante anche la presenza delle associazioni, dei comitati civici, dei cittadini che partecipano a come dire, degli interventi strategici per la città. Uno di questi è sicuramente il piano regolatore del porto e l'altro è invece quello che riguarda gli interventi di riqualificazione del quartiere San Cristoforo, come è stato per Caivano, ma anche per il quartiere Borgonuovo a Palermo. Dunque questi fondi nazionali che arriveranno, cerchiamo di capire come verranno utilizzati e quali sono anche le richieste delle associazioni e soprattutto delle persone che vivono nel quartiere. Per questo noi diamo il benvenuto questo pomeriggio a Tuccio Tringale del Comitato Catania Sud San Cristoforo. Grazie per essere con noi. Lei ovviamente conosce perfettamente, sono nato e sono cresciuto a San Cristoforo e dunque ci potrà dire tanto e soprattutto anche dare voce a quelle che sono le vostre richieste. Anche per quanto riguarda il piano regolatore del porto, con noi c'è Mario Spampinato di Volere la Luna. Grazie per essere con noi. Lei ci guiderà e ci darà tante indicazioni perché il piano regolatore del porto a Catania è diventata veramente una questione importante, nevralgica, che ha anche come dire, dei passaggi, ha avuto anche al Consiglio Comunale, ha visto anche delle prese di posizione politiche, ma non ci interessano in questa sede, a noi interessano le questioni proprio della vivibilità, di quello che è l'impatto anche sul vivere delle persone, alla luce di quanto appunto viene proposto. Partiamo da San Cristoforo, partirei subito con anche un evento che c'è stato oggi, la Polizia di Stato che celebra appunto i 170 anni e che ha scelto Piazza Palestro. Per noi c'è un'intervista che ha realizzato il collega Luca Ciliberti. Sentiamo intanto il questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Catania come Caivano arrivano i soldi per San Cristoforo, cosa cambierà? Perché voi entrate anche, ovviamente, dovete entrare anche nel quartiere cercando di conoscere e di prevenire ovviamente i comportamenti criminali. Guarda, per noi cambierà diciamo molto poco, se non che la nostra attenzione su questo quartiere sarà ancora maggiore, ancora più particolare, per fare in modo di dare una spinta a questo progetto. Vogliamo che abbia una riuscita il più possibile immediata e che poi possa essere esportato anche agli altri quartieri catanesi. Saranno più uomini, mezzi, strutture a San Cristoforo? Ci sarà sicuramente molta più attenzione e lavoreremo tutti concordemente per raggiungere il risultato. Eccoci, raggiungere il risultato. Intanto partiamo da quello che è previsto. Ci sono diversi milioni di euro che arriveranno per realizzare determinate cose a San Cristoforo. Cerchiamo di capire anche, secondo voi, quali sono quelle più importanti. Parliamo di una scuola, di alcuni centri di aggregazione, degli hub, però che cosa in particolare voi invece trovate che sia più appropriato per la realtà di San Cristoforo? Allora, noi partiamo dal presupposto che quello che è stata l'azione del governo è stata una cosa molto importante, perché per la prima volta nella storia di San Cristoforo è al centro dell'azione di governo. Quindi il fatto che sia stato messo al centro il quartiere di San Cristoforo per noi è una novità.
Quello che noi chiediamo, ma che abbiamo chiesto chiediamo da parecchi anni, è di fare un'azione di abbellimento per il quartiere, perché la bellezza è importante per la crescita del contesto dove giocano e operano i bambini del quartiere. Quindi, dottoressa, per noi al primo posto viene l'azione e l'attenzione che si deve porre alla crescita migliorativa della qualità della vita dei bambini del quartiere. Dei bambini. Ma questo secondo lei non verrà cioè non è previsto in questo il fatto che per esempio si ricostruirà una scuola? È previsto l'istanziamento credo di 9 milioni. 9 milioni, sì, che è quasi il 50% di quello che è la somma stanziata. La somma stanziata. Allora, diciamo che l'azione su una scuola è sempre una cosa buona, non si può biasimare la scelta dell'amministrazione. La questione è che magari noi pensavamo che si poneva l'attenzione anche alla rivalutazione degli spazi abbandonati e che oggi sono oggetto di discarica da parte non solo dei cittadini del quartiere, non solo degli abitanti del quartiere, ma anche da chi da fuori viene a scaricare i materiali di risulta nelle vie. Infatti questa è una situazione atavica che abbiamo sempre documentato, sì. Denunciato anche più perché, volte. dottoressa, la questione è questa: bisogna contestualizzare la scuola, no? A San Cristoforo, l'importanza della scuola a San Cristoforo. La scuola in se stesso non riesce ad essere incisiva per la vita quotidiana del quartiere. Quindi le istituzioni devono dare una mano alla scuola per cercare di essere più inclusivi possibile ed essere attrattivi da parte dei bambini. Noi per esempio cosa abbiamo fatto negli anni? Noi abbiamo creato un'associazione sportiva che mettesse al primo posto la frequenza scolastica. Quindi per i bambini la condizione sine qua non qual era? Vieni a giocare a calcio ma devi andare a scuola. E certo. Comunque devi andare a scuola e devi produrre. Questa è la questione che viene messa al centro. Noi l'abbiamo, come dire, con i mezzi che abbiamo, l'abbiamo affrontata in questa maniera, ma io suppongo che le istituzioni possono avere molto più mezzi per rendere questa cosa molto più strutturata e molto più attiva e funzionale per i bambini del quartiere. Certo, quindi insomma questo è anche un tipo di intervento che richiederebbe quindi più personale, più possibilità anche dal punto di vista proprio organizzativo per essere più vicini, più incisivi, soprattutto su queste fasce giovanili. Dottoressa, noi l'azione che facciamo è per i mezzi che abbiamo, quindi io immagino che un'azione più organizzata e strutturata potrebbe dare un segnale ancora più forte di quello che nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare. Certo. Oggi io, mi dispiace che non ho il telefonino dietro, le farei leggere i messaggi quotidiani che mi arrivano dai ragazzi, che hanno superato l'età adolescenziale e si dovrebbero affacciare al mondo del lavoro. Sì. Le difficoltà che ci sono per dei ragazzi del quartiere che non hanno avuto sicuramente la cultura della scuola da bambini sono enormi. Quindi secondo me l'azione di governo, l'azione delle istituzioni deve essere mirato a cercare di rendere più facile l'accesso al mondo del lavoro da parte di questi ragazzi. Certo, questo è poi il nodo fondamentale per il quale si dovrebbe lavorare, sembra una cosa scontata ma non lo è. Non lo è, dottoressa, il quartiere sta cercando di rinascere, sta cercando di organizzarsi, sono nate decine di strutture ricettive per i turisti, sono nate decine di punti di ritrovo anche per cercare di rendere la vita più facile, più accessibile al turismo che viene da fuori la città, perché paradossalmente i turisti non hanno paura di andare a San Cristoforo, i catanesi sì. Questo è un paradosso. Però è così. Assolutamente sì, perché magari chi quando si parla di San Cristoforo si cerca di generalizzare tutto alla cronaca nera, si cerca di generalizzare tutto all'immondizia, si cerca di generalizzare tutto al degrado. Io le posso assicurare che non è così. Il 99%, se non il 98% degli abitanti è gente che vive nella legalità, vive cercando di svaccare il lunario per portare un pezzo di pane a casa, quindi la mia idea è quella che il quartiere ha delle potenzialità infinite. Lei prima parlando mi diceva dell'ex fabbrica della mandorla che è abbandonata. Per esempio noi pensavamo di creare un circuito, un percorso su tutte le strutture storiche che ci sono all'interno di San Cristoforo per farle visitare ai turisti. Certo, assolutamente. Quindi
non credo che insomma questo possa essere, sicuramente questo può essere uno dei tanti temi da affrontare, perché poi c'è tutto un insieme che si deve forse proprio mettere in moto, perché le associazioni sono quello, insomma, cercano di fare quello che possono. Ricordiamo che ce ne sono anche diverse, c'è la Città dei Ragazzi, c'è anche l'associazione Stella Polare, c'è ovviamente quello storico da più di 70 anni, l'Oratorio delle Salette, dei Salesiani, quindi insomma realtà ce ne sono e ce ne sono state, ce ne saranno penso anche, quindi anche quello incentivare. Mario Spampinato, interpello lei perché altra questione complessa, complicata per certi versi, è quella del piano regolatore del porto. Io le chiedo di fare uno sforzo di esemplificazione, nel senso chi non dovesse, magari chi ci ascolta non è tanto dentro la situazione, la questione, intanto di darci 2 indicazioni su quello che prevede questo piano regolatore, quindi cosa cambierà, no? Per il nostro porto, che tra l'altro, ricordiamoci, la nostra città è affacciata sul mare, quindi dovrebbe vivere anche, no? Una dimensione, spesso si critica anche questo. Mi ricollego per esempio a San Cristoforo. San Cristoforo è un balcone naturale sul mare, sul porto, e quindi da sempre il porto ha una connessione diretta con quella che è la città, con la vita della città, inevitabilmente. Si trova il porto a poche centinaia di metri dal municipio, non è comune ci siano così poca distanza fra questi luoghi. Il merito dell'ampliamento, l'autorità portuale ha presentato con una procedura che è, come dire, fuori da consuetudine, perché l'ordine procedurale prevede, prima che si faccia una programmazione del sistema portuale, perché ricordiamolo, il nostro è un sistema portuale della Sicilia orientale che comprende 4 porti: Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo. Dopo questa programmazione, che non è aggiornata, l'ultima programmazione approvata ne prevede solo 2, Catania ed Augusta, la individuazione di un'area di intervento, anche questa in maniera non coincide con attività che vengono programmate dal piano regolatore, e appunto gli interventi di ampliamento che oggi sono legati a sud con la realizzazione di una darsena commerciale che in qualche maniera interagisce pesantemente sul fiume Acquicella, il torrente Acquicella, che è un corso d'acqua che ha un terzo livello, ovvero un vincolo rispetto al quale è possibile realizzare alcunché, né tantomeno, come prevede il progetto, la deviazione della foce. Quindi e poi c'è anche un'altra parte, un ampliamento previsto a nord-est, che appunto riguarda la parte invece commerciale, no? Cioè la parte turistica, esatto, più che commerciale, turistica, perché sarebbe appunto la parte a nord-est della città, ovvero nella parte che riguarda oggi il tratto che va dalla piazza della stazione, arriva fino alla piazza della stazione, rispetto all'attuale limite. Quindi c'è un ampliamento in direzione nord di circa 700 metri in lunghezza, con sostanzialmente l'appropriazione di quell'area, che oggi è un'area che ha delle peculiarità in un bacino marino. Noi non la vediamo perché appunto è quanto sta sotto ad avere un particolare pregio, oltre ad essere un'area a cui i catanesi sono particolarmente affezionati, via la presenza del lido dell'Armisi. Vi sono tutta una serie di attività che ovviamente andrebbero a scomparire nel momento in cui ci si insedia in quell'area, e inoltre si allunga al centro del bacino
un'altra Darsena, un altro pennello per 700 metri. Chiarissimo. Io per esigenze proprio di tempo spero che Mirko Viola mi sente, così possiamo anche... Sì. Perfetto. Buon pomeriggio. Città Insieme è sempre stato un faro acceso su quello che avviene in questa città da anni, ormai non è da poco. Le chiedo, ultimamente voi avete avuto anche un incontro aperto ovviamente sempre alla città, nel quale avete anche affrontato questo come tanti altri questioni, insomma nodi da sciogliere o comunque che si devono anche affrontare. Alcuni di questi sono stati ascoltati, tra l'altro Mario Spampinato era tra questi amici e compagni di viaggio con cui abbiamo cercato di fare una carrellata di tutte le progettualità che in questo momento interessano Catania. E quando si parla di grandi questioni urbanistiche, che è stato il titolo di questo dibattito, devo dire molto partecipato nonostante fosse giorno di maltempo, era sì, infatti, quando c'è un giorno stato... abbastanza sì. Esatto, quando a Città Insieme c'è parecchia gente, anche quando c'è maltempo, significa che il tema è particolarmente sentito, e non può non essere così, considerando che si tratta dei luoghi in cui viviamo. Abbiamo parlato del porto di San Berillo, abbiamo parlato del centro storico in tutte le sue diramazioni, sia la parte più turistica, sia la parte che viene considerata centro storico, ma che ha delle situazioni allarmanti, preoccupanti e che devono essere affrontate. Parliamo di San Cristoforo, della parte relativa alla Civita, e per poi passare a tutto il waterfront o presunto tale, considerando che la nostra è una città che nominalmente si affaccia sul mare, ma che di mare vede poco, perché ci abbiamo costruito tutto davanti. E quindi se chiediamo ai catanesi cosa pensano del mare, certamente non gli viene in mente quello che non vedono, no? Ma luoghi che devono raggiungere, mentre la nostra è una città che sorge sul mare e potrebbe dal mare trarre giovamento anche dal punto di vista dello sviluppo economico, e su quello si apre tutto il tema del porto. Abbiamo parlato anche di Cibali, Montepo, che sono legati da una progettualità molto interessante che abbiamo un po' rispolverato dopo alcuni anni interrotti per via della pandemia, perché ben prima, già dal 2019, un gruppo di associazioni ormai molto numerose, con in cima e in testa la Lipu, ma che vede partecipare molti di noi, tra cui anche noi Città Insieme, l'idea di fare un grande parco urbano a Catania, che è un'idea molto interessante. Mi piace richiamare l'idea del Central Park di New York, perché in qualche modo potrebbe essere un connettore verde, che con tutti i benefici di cui poi, se volete, possiamo parlare, che collegherebbe finalmente la periferia con il mare, attraversando quasi tutta la città, come dire, un grande filo, anziché rosso-verde, che collega Librino, Montepo, Cibali, San Giovanni Calermo, San Cristoforo, fino ad arrivare al mare, che secondo me un'amministrazione attenta alle sorti della città dovrebbe quasi copiare, ecco, cioè veramente ci sono pubblicazioni, c'è di tutto, certo, si deve solo realizzare. Tanto, la interrompo solo per dirle questo e chiederle soprattutto, perché non c'è il rischio, secondo lei, che di dibattiti se ne fanno tanti, di proposte anche, però in realtà poi al momento in cui proprio si decide si tenga poco conto di quelle che sono le richieste e quali richieste concrete voi, se le avete già concretizzate, volete e comunque le presenterete, perché i dibattiti sono interessanti, ma poi secondo me dovrebbero avere anche un risvolto pratico, concreto. Lei ha sollevato una questione che purtroppo in questa città non è mai stata affrontata in maniera adeguata, cioè il tema della partecipazione e, come si usa dire adesso, della coprogettazione degli interventi. Sì, infatti. Allora, innanzitutto il tema, le questioni urbanistiche mettono in evidenza la grande lontananza della politica dai bisogni della gente. Noi abbiamo riscontrato, perché organizziamo spesso dibattiti, la buona volontà di alcuni assessori, che abbiamo anche invitato, che abbiamo ascoltati con molto piacere. Però noi notiamo una mancanza di visione complessiva che può essere costruita soltanto se si ascoltano davvero i bisogni della gente.
E su questo, secondo noi c'è ancora molta strada da fare. Le proposte nel tempo non sono mai mancate. In alcuni casi sono state anche ascoltate, in parte sono state portate avanti. Penso per esempio all'idea del lungomare liberato, che non viene dall'idea di un'amministrazione comunale, ma da un gruppo di cittadini che ha proposto di chiudere il lungomare per una volta al mese, e poi è diventata, diciamo, ormai consuetudine che è stata anche raccolta dalle amministrazioni successive. Però quando si parla di grandi progetti, in realtà non si va a toccare soltanto l'aspetto infrastrutturale, ma anche e soprattutto l'aspetto sociale. E quindi il tema di coinvolgere gli abitanti, ascoltarli davvero, cercare di capire in che modo le risorse pubbliche che non mancano, possiamo dire che non mancano, perché tra PNRR e altre misure i contributi li abbiamo per poter realizzare le cose, anziché farci prendere dalla fretta di tirare fuori dal cassetto vecchi progetti, costruire dei processi di reale ascolto ed emersione dei bisogni è qualcosa che è un passo, diciamo, qualificante questa città, che deve essere compiuto. Per esempio San Cristoforo. Città Insieme ha aderito a un gruppo molto folto di associazioni, comunità, parrocchie, comitati, che si sono uniti attorno a un documento firmato da oltre 80 associazioni, appunto 80 realtà, dove mette in evidenza questo aspetto. Nell'attesa di vedere cosa succederà con i fondi del decreto Caivano, la Presidenza del Consiglio adotterà ovviamente questo progetto, questo parco progetti, quindi, vedremo quando. Certo, quindi, noi abbiamo fatto delle proposte concrete. Quindi, c'è qualche traccia, però ci aspettiamo di vedere la messa a terra, come si suol dire. Certo, assolutamente. Quindi diciamo, la volontà, l'intenzione e comunque anche la realizzazione di proposte, di richieste ben precise c'è da parte, appunto, ma io penso che comunque tutte le associazioni, anche per quanto riguarda San Cristoforo, anzi le volevo girare una richiesta. Comunque un nostro telespettatore ci ha mandato un messaggio, dice che vive da 7 anni nella zona Grimaldi Ursino e ci chiede se nei vari interventi vi sia un progetto di intervento del capannone situato nel curvone via Domenico Tempio, diventato covo di spazzatura, drogati, prostituzione, tutto di fronte al porto. Non mi sembra. Ecco, quindi anche perché è una struttura privata. Ah, ecco, quindi insomma qua dice ogni giorno anche i turisti passano, guardano questo degrado, inoltre nella zona ci saranno anche controlli per vari abusi edilizi, insomma poi le cose si intrecciano. È sempre nella zona di via Toledo e poi è sempre affacciata dal porto, no? Porto, perché poi diceva, via Domenico Tempio è affacciata proprio al porto. Infatti Mario Spampinato proprio è un balcone sul porto, proprio sì, ma infatti gli Angeli Custodi, che è il primo quartiere che si affaccia. Dico, voglio dire, le cose si intrecciano e comunque insomma diventa sempre più complicato. Io devo congedare Mirko Viola perché so che è impegnato, lo ringrazio e lo saluto e noi ci fermiamo per pochissimo veramente, per una pausa. Eccoci di nuovo in studio. Mario Spampinato, le chiedo, purtroppo abbiamo veramente sempre problemi di tempo, però le chiedo di formulare, lei già in parte già accennato, ci sono 2 cose in particolare che chiedete perché si riveda questo piano regolatore per il appunto porto di Catania. Sì, come lei diceva prima, noi la proposta ce l'abbiamo, la proposta che noi abbiamo avanzato è quella di una razionalizzazione, di un'analisi costi e benefici rispetto alla quale riteniamo superfluo andare a spendere 1 miliardo di risorse per realizzare le nuove darsene e per fare quegli ampliamenti. Mentre oggi noi abbiamo un porto come quello di Augusta che ha una superficie di 7 volte superiore a quello di Catania inutilizzato, e la presenza importante di richiamo turistico del porto di Siracusa. Quindi basta una revisione del documento di programmazione di sistema portuale dei 4 porti, andare ad un accordo che veda spostare oggi i traghetti che fanno le attività commerciali sul porto di Augusta, liberando degli spazi che possono appunto servire alla diversificazione e all'aumento della ricezione turistica, così come alla stessa maniera
il porto di Siracusa, noi conosciamo la potenzialità turistica di Siracusa, può altrettanto aumentare la presenza delle navi da crociera, e quindi ottimizzando questi flussi si può a costo zero andare a ottenere gli stessi risultati, ovvero un aumento del traffico commerciale, ovvero una presenza maggiore sempre di turisti e di navi da crociera, soprattutto nella parte dell'anno in cui il tempo ci aiuta in questa direzione. Chiarissimo. Tuccio Tringale, invece chiedo a lei un'ultima battuta. Lei appunto ha focalizzato ovviamente l'attenzione sui bambini, sui giovani, è ovvio che sono loro poi, no? Quando si dice il futuro, ma il futuro in realtà è quella. Ecco, c'è una cosa in particolare che voleva aggiungere, diciamo, quello è un aspetto, qualcosa per incidere, ecco, e comunque... Come già detto prima, io penso che sia importante focalizzare l'attenzione sul cercare di facilitare la ricerca del lavoro ai ragazzi che, diciamo, hanno passato l'età adolescenziale. Quello secondo me è una cosa molto importante, perché si danno delle risposte al territorio, si dà la possibilità dei ragazzi che purtroppo da bambini non hanno avuto la possibilità di studiare in maniera attiva e dare la prospettiva di un futuro migliore. Questo. Perfetto, quindi diciamo tutto quello che ha a che fare con la formazione, il lavoro, insomma, tutto quello che può rendere, che può dare risposte e la possibilità di una vita quantomeno dignitosa a questi ragazzi, che per non cercare, diciamo, altre strade, ecco, appunto, mettiamola così, per usare un appunto anche i tassi di dispersione scolastica che si sono registrano altissimi. San Cristoforo forse è una delle più alte in Italia, quindi anche quello è una nota dolente, purtroppo. Il tempo è finito, noi ci fermiamo qui, grazie a chi ci ha ascoltato, ai nostri ospiti, alla prossima.